Presidente Marcegaglia, qua al Barella. Quanto è affezionata a questa isola lei? Guardi, questa isola per me è veramente forse la mia casa principale. Io vengo qui da quando avevo 4 anni, oggi ne ho molti e quindi sono cresciuta qui e questa è stata anche la mia prima attività imprenditoriale, mia figlia è cresciuta qui e oggi sono molto felice, grazie al lavoro di tutti, in particolare anche dell'ingegnere Rosati, di vedere oggi il Barella veramente come una punta di un turismo avanzato che coniuga servizi, verde, attrattività e quindi insomma, per me è molto importante, è un'attività economica ma è soprattutto una parte del mio cuore proprio perché ho passato qua tanto tempo e continuo a passare le mie vacanze qua. Ecco, qualcuno ha ricordato naturalmente il papà Steno e questo penso le abbia fatto piacere. Moltissimo, moltissimo. Papà amava moltissimo quest'isola, è stato lui a scegliere di acquisire la società Albarella SpA nel 1988 e poi io l'ho sempre seguita negli anni, quindi è veramente parte della nostra famiglia. Ecco, il suo gruppo, tra le altre cose, ha un'importanza, cioè mette in rilievo il turismo. Com'è la pressione, la situazione del turismo italiano rispetto all'estero? Guardi, devo dire che negli ultimi anni il turismo italiano, l'Italia è finalmente ritornata ad essere la prima destinazione mondiale del turismo internazionale, io credo che l'Italia lo meriti. La scorsa stagione è stata eccellente, questa stagione dovrebbe altrettanto essere buona. Io credo che qui i turisti internazionali trovano appunto una bellezza straordinaria culturale, una bellezza e un'attenzione al verde, come oggi diciamo, molto servizio, vicinanza, empatia e quindi davvero quest'anno io penso che faremo un altro record e ovviamente anche ad Albarella le prenotazioni stanno andando molto bene, di questo siamo molto contenti. Ecco, Albarella è un'eccezione positiva del turismo italiano. Stanno copiando anche altre parti d'Italia questa formula green. Tra l'altro lei è stata molto critica con il greenwashing, giustamente, diceva è troppo facile mettersi l'etichetta di ecologicamente perfetto, noi lo stiamo facendo da 50 anni. Noi lo stiamo facendo da molti anni, credo che questo trend di una vacanza, un luogo dove vivere a contatto con la natura sta diventando dominante, c'è un'attenzione da parte di tutti e direi che dopo il Covid questo è diventato ancora più importante e come dicevamo prima c'è una sensibilità molto forte da parte delle nuove generazioni dei giovani che vedono proprio nella lotta ai cambiamenti climatici, nel green, proprio un elemento imprescindibile della loro vita, del loro modo anche di lavorare, quindi credo che noi abbiamo anticipato un trend che adesso si sta diffondendo un po' dappertutto. Quindi nel cuore del gruppo Marcegaglia Albarella rimarrà sempre. Assolutamente sì.